Carlo Zampieri, presidente del consorzio della Confartigianato di Vicenza Vera Pasta Fresca. Presidente, siete anche voi a questa bellissima iniziativa del Vinitaly con questa esperienza molto originale di un consorzio di pastai di Vicenza specializzati in due prodotti tipici veramente vicentini che sono i bigoli e i gargati. Noi usiamo prodotti farine di prima qualità, uova fresche. Il nostro prodotto è venduto sfuso perché non facciamo il trattamento di conservazione. E quindi è prodotto fresco che va consumato entro quando? Entro 5 giorni o se no va congelato. Ascolti, e a parte i prodotti di base, cioè la farina, le uova, la sapienza manuale, poi vi siete associati anche per dargli un'immagine uguale, vero? Per accrescere la vostra appetibilità. Esatto, noi abbiamo ripreso il nostro tipico bigolaro e abbiamo messo nel marchio il bigolaro con la pasta sotto, poi la farina e le uova. Non solo, però avete fatto le scatole, tutto uguale. Abbiamo fatto il packaging, le scatole, il sacchetto, la borsa, abbiamo cercato di distinguerci dagli altri produttori in maniera molto incisiva. In effetti nel nostro packaging viene rimarcato prodotto fresco e sfuso e poi abbiamo aggiunto quello che facciamo sempre, è un impegno e passione per garantire il nostro prodotto fresco. E la bandiera dell'Italia. Esatto, perché ci teniamo moltissimo. Siamo vicentini ma italiani. Quanti sono i consorziati? I consorziati sono 11 produttori, per fortuna che quest'anno abbiamo recuperato un altro socio e cerchiamo di promuovere, va bene, nella nostra provincia ma anche al di fuori della nostra provincia. Ecco perché siamo al Vinitaly per promuovere i nostri prodotti, così i turisti possono, quando vengono a Vicenza con le nostre ville palladiane, sanno cosa possono trovare, un bel piatto di bigoli o di gargati.